È con noi direttamente dal talent show Amici il cantante Luca Napolitano. Buonasera a tutti. Buonasera. Che bella che sei. Grazie. Non ci siamo visti. No. Cioè, tu mi sei sfuggito, voglio dire, l'organizzazione è la stessa. Sì. Il Social World Film Festival credo sia lo stesso. Sì. Però io non ti ho vista. In realtà io ti ho visto. Tu mi hai visto e io non ti ho visto. E perché non sei venuta a No, vi giuro, non l'ho visto fino ad ora. Perché cenavi e non mi andavo di disturbarti nel momento così importante. Vedete, è proprio un galantuomo, molto educato anche. Senti, c'è una sorpresa per te, la vediamo insieme, mettiamoci là. Ok. In realtà no, e devo essere onesto, mi ha sorpreso anche la scelta del brano di sottofondo. Mi stava dicendo, dove l'hanno presa questa canzone, quando l'ho cantata, poi questo fa il Social World Film Festival, Giuseppe Alessio Nunzio e il suo staff riesce a trovare tutto. Grazie, grazie per tutto quello che fai. Sediamoci, ci facciamo una chiacchierata. Allora. Tu, tranquillo? No. No, è vero che non è tranquillo, perché lui è molto riservato. Però non faccio domande strane, Okay. Proprio una chiacchierata tranquilla. Va bene. Allora, tutti ti conosciamo per il reality di Amici, è lì che sei. Talent show. Talent show. Dopo
dopo ti spiego perché ho detto reality, perché in una domanda si parla dei talent show e reality da dove si escono. Vabbè, andiamo avanti. Talent show di Amici, da dove tu sei uscito, hai avuto un grandissimo successo. Grazie. Che esperienza è stata? È stata l'esperienza più importante della mia vita, quella che mi ha permesso di essere qui stasera, mi ha permesso di realizzare 4 album, di cui uno che poi è uscito in Svizzera, in Germania e in Austria. Ed è, diciamo, la concretizzazione del mio sogno che ho da piccolo, quello di fare il cantante. Quindi lo rifaresti? 1000 volte. Ci sono alcuni tuoi colleghi che non la pensano nello stesso modo, a me dà anche molto fastidio, lo dico davanti a tutti apertamente. Io conosco altre persone che escono da Amici, quando gli dico amici no, non me ne parlare, non lo rifarei mai più, ma perché se uno ti conosce, il pubblico ti riconosce, ti applaude e ti ferma per strada, è grazie a quello, quindi non bisogna sputare nel piatto in cui si mangia. Certo. Allora, andiamo avanti. Non la facciamo arrabbiare. Hai visto? Allora, hai partecipato a questo talent show? Sì. Spesso si dice talent show, reality, quando si esce non hai fatto la gavetta, la cosiddetta gavetta. Sì. È un successo un po' effimero, un successo che un po' dato dall'improvvisazione. Che ne pensi? In realtà i pregiudizi sono tantissimi e devo dire che prima di andare ad Amici anch'io ne avevo tanti, nel senso che pensavo come tanti di loro che per accedervi c'erano tanti fattori che uno doveva avere, come per prima cosa la raccomandazione. E io parlo sulla mia pelle, non conoscevo nessuno, non c'avevo una lira, sono stato solo tanto fortunato. Questo è... Ogni tanto ci sta. Ogni tanto ci sta, ringraziamo anche la fortuna perché è importante, come no, è importante. Senti, tu lo Però per quanto riguarda la gavetta è facile pensare che una persona vista in TV o vista anche come te in una fiction importante, magari è facile pensare che quella persona si trovi lì perché conosce Tizio, conosce Caio. In realtà poi alla fine ci sono delle esperienze che uno fa. Io parlo sempre sulla mia pelle, adesso ho 26 anni e sono almeno 16 anni che canto e mi mostro in giro come, tra virgolette, cantante. C'è un trascorso dietro, sì, prima di arrivare ad Amici. Stavo dicendo prima, tu sei molto riservato. Molto. Come si fa? Beh, poi parla uno che lo è anche tantissimo nella vita di tutti i giorni, però tu in particolar modo la tua riservatezza è accompagnata anche da molta timidezza. Come si fa a conciliare questo mondo che comunque luci puntate addosso, centro dell'attenzione, e questa riservatezza e timidezza di fondo? In realtà io sono ancora timido, infatti a volte penso di aver sbagliato lavoro e cerco di studiarmi e di andare avanti e di superarlo, però non ci posso fare niente. Prima di vedere loro, di salire sul palco, io ho la tremarella e non riesco a farmela passare, però credo che questo sia anche un qualcosa che ti dia uno stimolo che poi ti fa emozionare e ti fa divertire sul palco. Ma io credo sempre che il pubblico capisce perfettamente, cioè capisce quando si recita una parte e quando lo si è veramente, quindi io dico bisogna continuare ad essere, nel senso non è un errore essere timidi e riservati, che ben venga. Speriamo di gestirlo nel migliore dei modi, però deve esserci. Ci riesci, sentendoti cantare ci riesci. Grazie. Senti una cosa, Luca Bambino, a me questa domanda me l'hanno fatta tante volte. Luca Bambino cosa sognava, come si vedeva, cosa sperava per il suo futuro? Io da piccolo, sembra strano, ma volevo fare il Presidente della Repubblica. Ah, una cosa piccola. Non ero per niente ambizioso. Poi c'è stato Giorgio Napolitano e mi ha rubato il posto. Vero. Sono felice solo per il cognome che mi ricorda un po'. In un certo senso dici, ci sono diventato. Ci sono arrivato. Sì. Saluto a zio Giorgio. Grazie. Ovviamente sto scherzando, non conosco il Presidente, magari lo conoscessi. Quindi volevi fare veramente però il Presidente? Sì, no, sì, perché sì. adesso sembrava No, una battuta perché si chiama Napolitano. No, in realtà mi ha sempre affascinato. Poi crescendo mi sono avvicinato più alla figura della giurisprudenza, vedendo papà, vedendo mio fratello,
e poi alla fine ho fatto il cantante, che è tutt'altro. Tutt'altro. Ma perché ero combattuto dalla mia timidezza che mi portava a pensare tutt'altro. Pensavo da piccolo, sì, mi piace la musica, ma non sconfiggerò mai questa tensione che ho prima di esibirmi. Mi nascondevo sotto i tavoli quando c'erano anche le cene a casa, in famiglia. Ho sempre invidiato gli altri che si esibivano e lo facevano con tutta la nonchalance. Ancora oggi mi meraviglio quando ci sono dei programmi come Io Canto, dove si tratta di bambini che cantano. A volte li invidio perché vorrei avere la loro spigliatezza, la loro forza che fanno, magari anche in coscienza, però sono molto molto belli da vedere. Sono d'accordo. Allora, ti abbiamo visto prima nella clip anche in veste di attore a sud di New York, io ero la prima, ti ricordi? Sono venuta Certo. a vedere. Com'è stata questa esperienza? È stata molto bella perché tutto è nato tramite la musica, perché mi è stato chiesto di comporre le colonne sonore. Poi da lì cercavano un personaggio che rispecchiasse quello che più o meno sono io, e allora è stato un po' più facile, però è un'esperienza che rifarei, però la rifarei con un po' più di consapevolezza, perché mi sono comunque ritrovato in un contesto che non mi apparteneva, poi mi sono divertito molto, anche grazie a Patrick Rossi Castaldi che nel film è presente, e a Fioretta Mari. A cui facciamo un applauso naturalmente, grandissimi artisti. Allora, tu vieni da Saviano, sei qui vicino a Napoli. Tu sai che questo festival si prefigge di combattere, voglio dire, anche di denunciare in un certo qual modo delle tematiche un po' scomode